Mister, c'erano 17 punti di differenza. Il bicchiere oggi, dopo questo pareggio, è mezzo pieno o mezzo vuoto? Ma guarda, come dicevo prima, noi penso che dopo un inizio forse non al massimo e poi specialmente nella ripresa abbiamo provato in tutti i modi a vincere, abbiamo provato anche scoprendoci in alcuni casi perché la mia squadra ha queste caratteristiche, non può fare altro che giocare in questo modo, spesso eravamo tutti sopra la palla e alla fine penso che potevamo anche trovare il gol perché in area di rigore avversaria ci siamo stati parecchio, rimpalli, tiri battuti o altro ce ne sono stati, però non siamo una squadra così talmente forte dove possiamo vincere delle partite su questi campi, con queste formazioni che ci mettono l'anima contro di noi è anche normale poter pareggiare.